icire, yadere giuradio, lei non è donna per te, tu vivi una favola, ma i suoi never e dopo è difficile a dire ancora, possa mai sentire. Non fa per te, che non fa sempre, se vi gioco l'anima, si ti fa innamorare, non ti voglio scordare, la vece tutto è ferma, non la più pensare, come si viene già, e me ne cade tremere, perché l'amore che tu, non sa che manda giù, e lei la mala femmina. Ti so sbagli da scusare, sotto occhi nuvole, uriamo ci stessa da aspettare, che non va per te, la fatta già con me, o stava mezza Napoli, e tu dimmi perché, a forza di madre, ti dassi belli ladri, perché non è facile, se il cuore ti dice no, lasciarla è impossibile, non puoi accettare la verità, ti muovo difendere, perché non può credere a tutte le promesse che lei ti ha fatto, sono solo bugie. Non fa per te, che non fa sempre, se vi gioco l'anima, si ti fa innamorare, non ti voglio scordare, la vece tutto è ferma, non la più pensare, come si viene già, e me ne cade tremere, perché l'amore che tu, non sa che manda giù, che lei è una mala femmina. Ti so sbagli da scusare, sotto occhi nuvole, uriamo ci stessa da aspettare, che non va per te, la fatta già con me, o stava mezza Napoli, e tu dimmi perché, a forza di madre, ti dassi belli ladri. Buonasera, buonasera, come stai? Tutto a posto? Buonasera Agostino, buonasera. Buonasera. Stasera siamo proprio, guarda, sono contento che ci abbiamo un grande ospite stasera qua a TLA. Un saluto a tutta la Campania che ci segue su questa grande emittente televisiva, un saluto a signora Banea, un saluto a Gianni e a Massimo. Dimmi Enzo. E a tutti quelli che ci stanno seguendo, anche anche su internet, su www.tlaweb.it. E oggi abbiamo il pienone anche qui in studio, siamo contenti, un saluto all'agenzia di Napoli, a Cleo, un saluto all'Alfio B, un saluto alla signora Marta, a tutti quanti. E a tutta Cerignola, tutta la Puglia, tutta Foggia, tutta la Campania e tutti i quartieri. E tutti i quartieri di Napoli, siamo anche sul www.tlaweb.it. Allora io vorrei presentare subito un ospite che stasera sta con noi, sono contento che lui, a parte un buon professionista, viene da una strada molto, ha fatto tante cose, ha girato tutto il mondo, lo gira ancora, la famiglia Da Vinci, Sal Da Vinci, Mario Da Vinci, è con lui, è con noi Gino Da Vinci. Gino, Aspetta. Ciao Gino, tutto bene? Sei sempre caro e gentile. Ti ringrazio. Noi siamo amici da tantissimi anni. Sono quasi 25 anni ci conosciamo. Certo, conoscevo benissimo il tuo caro papà, Ti la tua cara ringrazio. mamma, tutta la tua famiglia, tua sorella.
insomma, siamo un po' cresciuti insieme negli anni, insomma, no? Guarda che stasera con sono Enzo poi, contentissimo. insomma, questa amica che nasce da 3-4 anni, insomma, con il papà, insomma, e tutta la sua famiglia. Sono contento stasera che stai con me, la prima cosa perché me l'hai promesso. Certo, gli sono amici proprio, sono guarda, amici, si debbono rispettare. È giusto. E io credo che la musica non ha frontiere, nel senso che o chi sia la musica di un giovanissimo e ti invita e stai bene e che si fanno delle trasmissioni carine, belle, simpatiche come questa. Addirittura poi come fai a non venire quando c'è un'amicizia trentennale? E Ti quindi ringrazio, ti credo ringrazio. capito? Sono proprio contentissimo stasera. I Infatti che poi suoi tuo padre mi vuole bene, Mario Da Vinci, mi vuole bene Certo, Sal Da Vinci, certo. vogliono bene tutti. Ma tu sei una persona che ti sei sempre fatta volere bene, per cui Ti ringrazio. era il minimo nei tuoi confronti. Quindi Allora- per cui mi dai questo qua a me? Sì, che stai, no, attenta, Ah, ok. che stai preparando, Gino? No, niente, io sono uscito sul mercato da un paio di mesi con il nuovo CD intitolato La voce dell'amore ed è un CD arrangiato totalmente dal grandissimo amico mio Checco D'Alessio, Che io mando un saluto. e poi ovviamente ha curato tutte le tematiche di questo CD musicalmente, sempre Checco D'Alessio, e i testi del fratellone mio Sergio Donati, che saluto con grande affetto. Ti mando un bacio, Con grande affetto, Che salutiamo anche noi. E anche a Consuela un bacio, Consuelo, e che in questo momento ci sta guardando Sergio, perché è a casa Ok. e ti mi mette a casa un coppo divano, io, mamma, papà, quindi un abbraccio particolare a tutta la famiglia Viola, Mi associo. Viola, ci associamo. in arte Donati. Donati. E anche alla famiglia di Checco, un bacio forte forte al grande amico mio Mi Checco associo a D'Alessio, Checco, e conosciamo da ovviamente parecchio. saluti per tutta la sua meravigliosa famiglia. Allora, andiamo con il brano. Beh, adesso lo faccio ascoltare un pezzo, tornando un attimino, un anno indietro, perché tu sai che prima di questo ultimo CD intitolato La voce dell'amore c'è stato un altro CD, ovviamente sempre arrangiato da Checco D'Alessio, tutte le musiche sono di Checco, i testi sono di Sergio Donati e altri ovviamente, però io parlo, siccome velocemente per non rubare tanto No, ma tempo non e ti per preoccupare. cantare. Tu devi stare No, tranquillo perché se no e adesso va mi bene. fa ogni canzone, cioè, perché c'è anche D'Agostino in questo nuovo, come c'è il maestro Quest'anno anche accettato. D'Agostino mi ha Sì. scritto qualcosa a me, che è uscito Grande anche a me. maestro D'Agostino, maestro accettato, Aniello, Sì. e poi nell'altro c'è lo Russo, voglio dire, per cui però la maggioranza di tutte queste canzoni i testi sono stati curati da Sergio Donati, per cui a volo, siccome è la mia produzione, siamo insieme una coproduzione, Una chiamiamola bella così. famiglia. Siamo insieme una famiglia, per cui Checco D'Alessio, Gino Da Vinci, Sergio Donati è un solo corpo. Spero di continuare ancora con loro, perché mi lo hanno auguriamo. dato delle grandi soddisfazioni con la loro fattura, sia per quanto riguarda la musica che i testi. Io ho cercato modestamente di cantare queste canzoni. Tornando un attimino indietro, dicevo, ho fatto preparare Stu innamorata Ok. di Sergio Donati, Checco D'Alessio. Buon ascolto. Tu lo sai, finirà tutto il male che ti brucia dentro e così finirà, vincerà soltanto il sentimento, tutte le sue promesse non sono mai uscite. Ha sempre dimostrato che ti dice la verità, sto innamorata, non è divorziata ancora, è separata, torna a casa tutte le sere, ma soltanto per fumare, rindo cuore bene a te, sto innamorata, soffre come soffre tu, solo rinda nulettina, tutte le notti sta scettata e non dorme se non chiama prima te. Tu lo sai, finirà e vi rifarete un'altra vita in amore, si sa. Se tu
ogni cosa e va se sono più forte delle ostilità. Due cose vanno bene, non si vanno mai fermare, sto innamorata, non mi è divorziata ancora e separata, torna a casa tutte le sere, ma soltanto per fovata, rindo cuore te a te, sto innamorata, soffre come soffre tu, rinde innocata, solo rinda l'urettina, tutte notte sta sciatata, e non dormo se non chiamo prima te. Torna a casa per fovata, ma in tuo cuore te a te, sto innamorata, soffre come soffre tu, rinde innocata, solo rinda l'ulettina, tutte notte sta sciatata, e non dormo se non chiama prima te. Allora, complimenti di questo brano, guarda, mi sta dando una grandissima soddisfazione, Gino. Guarda, Sì, mi ha dato delle grandi soddisfazioni, continuo ancora a darmi, perché poi le canzoni, sai, quelle che entrano non diventano mai vecchie. Tu pensa che io ancora oggi sulle cerimonie canto Sì troppo importante, la canzone che ho scritto nel 1989, che ha avuto a seguito 3 incisioni diverse, per cui con 3 case discografiche diverse. Comunque io dico che le canzoni che il pubblico accetta di buon grado sono quelle che poi ti formano per il corso della tua carriera. Giusto, Insomma. giusto. Volevo salutare, prima che dimentico, e mi dispiacerebbe, la signora Susanna, mi Rosaria, pare? Rita, Susanna e Salvatore, con un abbraccio a Salvatore in particolar modo. sì, Poi saluto Rosaria, Rita. Rita e Nunzia e tutti gli amici che sono presenti, che sono delle persone eccezionali. ti ringrazio. Sono amici che ho avuto il piacere, perché quando cioè, a pelle, quando tu senti che una persona è brava, è buona, allora automaticamente io dico amico, È giusto. per cui li reputo già grandi amici miei, per cui poi stasera, tra le altre cose, Foggia, insomma, in festa, un saluto a tutti gli amici di Foggia, della Puglia, Anche che tutto ci il stanno. mondo ci vedono su Beh, chiaro tlweb.it, sì. che è chiaro. Mandiamo un saluto a Enzo Guido. Enzo Guida. Sì, io mando un abbraccio a Renzo, che è stato uno dei Ha pionieri. creato tanti personaggi. Certo, però è stato uno che comunque alla fine, ricordo che ero piccolino, Enzo è un po' più grandicello di me, insomma, qualche annetto, tipo 3-4 anni, per credo, in più a me, perché è giovanissimo, perché lui iniziava a presentare sulle cerimonie, Sì, era sì, lo so. giovincello, proprio un bel ragazzotto, aveva questi capelli, diciamo, un po' ricci, se così si può dire, bello, bruno. È una persona molto Poi- squisita, poi- una brava e poi persona. sapeva parlare. Sapeva parlare, sì. Sapeva parlare, aveva un italiano quasi perfetto, e quando presentava un artista, pensa che lui presentava dai 30-40 Lo so, artisti lo al so, lo giorno, so. e trovava per tutti, diciamo, l'etichetta per portarlo al centro delle sale, sempre ben vestito, un grande professionista. Ciao Enzo. Ciao Enzo. La prossima che ne canti? La prossima è la canzone Regina, che fu di questo CD, e che tu devi pensare che a Foria camminavo stasera, ti racconto un aneddoto, Sì. camminavo stasera e un bambino di 3 anni era nella carrozzina,
e mi ha preso i pantaloni, perché io parlavo al telefono, mi ha toccato i pantaloni, io mi sono girato e sto ragazzino cantava si torna per fa pace non questa è la canzone che e io sono rimasto così bloccato. La mamma di questo ragazzino significa che i bambini subito apprendono ai brani che ascoltano, capito? Si voleva scusare quasi dice Gino, te la puoi fare una foto con mio figlio? Ha detto signore, come faccio a non fare una fotografia con questo figlio? Cioè 3 anni, 3 anni impazzisce per voi, non so se cresce a buona, se impazzisce per me, però credo di sì, perché si torna per far pace. È stata la canzone Regina, diciamo che di nuovo mi ha portato alla ribalta musicale dopo tanti e tanti CD che avevo fatto, ma sai, ognuno di noi nella vita artistica ha sempre un po' di fermo, no? È giusto, è giusto. E diciamo che nel mio cammino, che ho avuto il piacere, ecco, è meglio che lo specifico, di lavorare sempre con grandi arrangiatori, grandi professionisti che io abbraccio attraverso lettere di questa meravigliosa emittente. Devi sapere che io ho inciso con il grande Toniglio, ho inciso con Augusto Visco, ho inciso con Roberto Aita, ho inciso con il maestro Enzo Rossi. Saluto la mamma di Enzo Rossi, un saluto al maestro Enzo Rossi e alla mamma, un bacione. Devo sempre venire a mangiare con la pasta di fagioli. Una pasta fagiolo troppo bella, Gino. Esatto. Guarda che mamma mia. Sono stato a Latina 2 settimane fa, guarda. Poi vieni giù da noi in Puglia. E poi ho lavorato tantissimo con Carmine Liberati, poi mando un saluto anche a Alberto Costa. Alberto Costa, ho avuto il piacere. Quindi per cui oggi sto con Checco D'Alessio, che è stato, diciamo, il faro finale, e che comunque poi è come se avessi iniziato di nuovo questo percorso, perché tu sai che dopo tanti anni, io sono giovane, però ovviamente io canto dall'età di 7 anni, per cui oggi ho superato i 40, pensate quanti 100 anni, speriamo, ma se volesse tenere la forza di cantare. Ma a me mi piace cantare, io non lo faccio solo per lavoro, è la passione. Io amo cantare. Quando lui sono nato, sono uno scugnizzo di un vicolo di Napoli, anzi ci tengo a precisare, un quartiere di Chiaia, che è il mio quartiere, sono onorato di essere, tutta Chiaia. Grazie. E io cantavo per le scale, a me non me ne portava, io cantavo sordo. Poi è diventato un lavoro, giustamente. È giusto. E allora io, siccome parliamo di musica e di lavoro, ti propongo Si torna per fa pace. Gino Da Vinci. Di Checco D'Alessio, Gino Da Vinci, testo Sergio Donati, arrangiamenti Checco D'Alessio. Le nostre pensieri non fanno dormire, sapendo che sta cunata volesse morire, e si stanca di pensare che si potesse cagnare. Si torna per fa pace, non lo riuscire sì, vincerlo in mezzo a scala che non ha data sì. Ma se ti stanno in mano non ti fa carezzare, non è un innamorato che si può perdonare. Si torna per fa pace, non lo riuscire sì, chi le già tenanate che non tratta così, non può dormire con mano che ti viene a spugliare, chi storma senza cora ma che bene dirà. Così una rosa spezzata che solo l'amore potesse sana, vicino a te ci volesse un buono guaglione, a fare una storia così, tu innamorato
insieme a me si scava da un'altra da sì. Lasci da stare in mano non ti fa carezzare, non è innamorato che si può perdonare. Si torna per far pace non dice sì, chi le c'ha denarato che non tratta così, non può dormire con malagato per a spogliare, che stiamo senza cuore ma che perderà. Così una rosa spezzata che solo l'amore potesse sana, vicino a te ci vuole essere un buono guaglione, a fare una storia così, tu innamorato non voglio soffrire, si torna per far pace non morire sì, non mi senti sfogare da volesse parlare, la fatta troppi volte non si può perdonare, non si fa. Grazie. Io vorrei dire proprio una cosa perché ce l'ho proprio. Standing ovation. So che gente stasera. Stasera ci stanno venendo tutti quanti, hai ragione. Standing ovation. Allora, Gino Da Vinci è a parte un grande professionista, è una persona molto seria, sono contento. Io ho chiamato degli artisti. Questa sera? No, ho chiamato degli artisti per mantenere un discorso con loro sempre di serietà e professionalità. E di rispetto anche. Hanno detto io vengo, non sono venuti, però a me non me ne importa proprio. Ma io... allora io... Lo dico proprio annanzi al telecamera, poi me lo tengo. Non ti posso rispondere su questo perché, come si dice a Napoli, uno per esempio a un certo punto deve decidere della propria vita. Innanzitutto io non mi sento stasera con te un artista in quanto sono un tuo grande amico, ci conosciamo come già hai ben detto da 25 anni, sono un grande amico della tua famiglia intera, per cui l'invito è stato quello di venire a casa tua e basta, insomma, non è che sono venuto a casa tua e sono venuto a cantare 3 canzoni, insomma, voglio dire, non dobbiamo guardare ovviamente a chi o a chi non vuole, a chi vuole venire, però dobbiamo semplicemente pensare che quando delle amicizie di tanti anni le devi rispettare, lo devi fare, per cui non esiste etichetta. È giusto così. Per cui l'etichetta con l'amicizia non la puoi calcolare. Io ti apprezzo come sei tu. Okay. Grazie. Allora, io ti ringrazio. Il prossimo brano che mi canti? Sì, ti ringrazio di questa tua, come dire, questa tua simpatica telefonata. Di questa simpatica telefonata che poi è durata 1 ora e 20 una sera. Sì, pagavi tu, c'è la divizio. Pago sempre io, non è problema. Paga sempre lui. C'è la divizio, ce l'ha. Sì, però dice delle cose così. Lui senza è bravo, offesa, è bravo. Lui ha un cuore, lo vedi in sto grandissimo, studio? È grandissimo. Così è grande il suo cuore. È da poco che l'ho conosciuto, però posso dire... È un ragazzo eccezionale, un ragazzo che ha un grande sentimento, ma soprattutto un ragazzo che ama la musica. Mo non sta a me, non sta a te, non sta a Nata, chi sta ambiente a giudicare chi è buono e chi è male, perché io credo che un artista sia come il gelato. È giusto. Uno va va dal gelataio e dice io lo voglio a nocciola, io lo voglio a pistacchio, io lo voglio... E così è con i cantanti. Per cui noi possiamo dire tutto di un artista e quindi viene valutato come tra virgolette come fatto di invidia, però se la gente dice sia un artista vuol dire che questo artista dà qualche cosa, per cui viva i giovani, viva quelli che amano la musica napoletana. Agostino e tu siete veramente l'esempio lampante di tutto ciò e io sono felice che mi hai invitato. Anche sono felice che tu stai qua, per me è una grande soddisfazione. Ma figurati. Va bene? Io ti canto Stivasa su bucia
che è un pezzo che sto pubblicizzando perché fa parte di questo mio nuovo CD intitolato La voce dell'amore. Ma prima di andare via volevo ringraziare i tecnici di questa grande emittente, quale TLA. Saluto la signora Baneo, un abbraccio forte, che mi ha visto crescere. Questa signora è stata un po' la pioniera, se così si può dire, della TV, diciamo, regionale in Campania. Per cui un saluto particolare a lei e un abbraccio agli amici della regia. Diretta? Diretta? Ah no, ok. No. Stivase su bugie di Sergio Donati, Checco d'Alessio, dal mio ultimo lavoro discografico per la Zeus Record serie Oro. Gino Da Vinci. Poi scusa, la cantate benissimo. Non ti voglio raccontare una brutta verità, ma stasera io cuore mio che da chiagnere per scegliere, ma gridami pure io, sto male e gelosia, però penata femmina. Sti passa so bugie perché la vita mia, che sono innamorato, non voglio più nascondere, non è venuto a cantare, ma penso tutte le notti e dormo a fianco a te. Sti passa so bugie, ti giuro che sono io, che la cercate sempre quando non sapevo niente. E mo gallo che fa, voleva la verità fa chiamare. Non ti fa venire a pigliare, che ha da scendere sta qua. Questa non è casa mia, non mi trova con mogliere, ma perché la cameraia te voglio bene assai, ma sto con una femmina. Sti vasi sono bugie, perché la vita mia, che sono innamorato, non voglio più nascondere. Non è cornuto a cantare, ma penso tutte le notti e dormo a fianco a te. Sti vasi sono bugie, ti giuro che sono io, che la cercate sempre quando non sapevo niente. E mo gallo che fa, voleva la verità fa chiamare. E mo gallo che fa, voleva la verità fa chiacchiere. Complimenti a Checco d'Alessio e Sergio Donati. Bellissima Bravissimo. canzone questa. Grazie, io ti voglio ringraziare, Ti ringrazio. ma con il cuore. Sì, grazie, Sei sempre, Gino. per me sei sempre Agostino e io per te sarò sempre Gino, come per Enzo e per tutti gli amici presenti. È giusto, io guardo. Viva la canzone napoletana, viva le trasmissioni che trasmettono, e Ti perché ringrazio. questa è la nostra possibilità e siamo contenti di questa possibilità. Grazie a TLA, grazie a tutte quelle emittenti che pensano e vogliono bene e stanno vicino
alla musica napoletana. Vorrei dirti una cosa, scusami, Certo. noi il martedì il 22 iniziamo anche Musica Italia, Sì. e la prima puntata la facciamo il 22, giusto? Sì, Dalle 19:30 alle 21, poi ci mettiamo d'accordo per Certo, farti mi Musica chiamerai, Italia. piacere. Sarà un piacere, non ti Ok. preoccupare, sarà un piacere. Grazie a tutti, un bacio particolare a tutti gli ammalati, non vedenti, disabili, Mi le associo, persone agli ospiti dello Stato, una che persona di libertà, soffrono, tutti quanti. le persone dello Stato, sia i maschi che le femminucce, e gli auguriamo tutto il bene di questo mondo e che questo Natale che sta per arrivare sia un Natale meraviglioso per tutte quelle persone che soffrono. Non abbandonate gli animali, questa è la cosa importante che dovete capire, perché un animale a volte ti vuole più bene di un cristiano. È giusto. Grazie a tutti da Gino Da Vinci. Grazie a te, Gino. Ciao, ciao Agostino. Ciao, Gino. Ciao, Enzo. Ciao, Gino. Allora, la cosa più importante, guarda, è la serietà, la professionalità, e io sono contentissimo che Gino Da Vinci stasera ci ha dato un grandissimo onore, penso. Sono contento più io che tu Ti sicuramente, ringrazio. perché lo stimo tantissimo come artista. Ho capito. E Allora, stimo tutta la sua chiamiamo famiglia. all'ospite. Vai, presentalo lui, vai. Vogliamo presentare un ospite che viene direttamente Da dalla Cerignola, Puglia, da Cerignola, la Puglia. provincia di Foggia, si chiama Sandro Stino ed è un ottimo artista e vi facciamo una bella sorpresa. E un altro ospite lo chiamo io, Ivano, vai. Ok. Allora dimmi una cosa, la cosa più importante. Sandro, che dici di bello? Ti Come piace? va? Sei contento di questa Sì. puntata? Sì, sì, sono molto Siamo contento qua. di stare a Noi siamo fianco. ogni giovedì dalle 22:30 alle 24. Ok. Mi piace che sto vicino a te, Ti ringrazio, vicino a Vincenzo, un grandissimo amico. ti ringrazio. E voglio fare tanti saluti a Cerignola, alla mia famiglia, per la mia ragazza, la famiglia Ciriello, il mio maestro di canto Matteo Tullo e tutta la gente di Cerignola. Ciao Gino. Ciao Gino. Allora, il primo brano che tu ci canti, vai, fammi sentire. Stelle e qualcosa. mezzanotte di Franco Stacco. Stelle e mezzanotte di Franco Staffa. Franco Stacco. Guardate che sta cantando dal vivo, eh. Tutto dal Ascoltate. vivo, tutto reale, Sandro Stino. Grazie. Va bene? Sono stanco di aspettarti qui, ho bisogno di sentirmi tu, come sono bocciarda che stai suona, fare sempre che sta qua vicino a me, io che vago dentro i tuoi pensieri, come un libro pieno di poesie, e l'angoscia poi ci prende e siamo soli, io so pazzo di te. Non mi importa se sta amore scombinato, tu fai male a te me. Silenziosamente si trasuda in questa vita mia. Non ti lascio, non ti perdo, io ti voglio, sono capace di te. Stelle mezzanotte che fa luce quando c'è le scure come a Biancaneve mi passate, io mi sono scettata. Ora si sapeva che questo amore non è facile, non è facile. Bacione a tutta Napoli, tutta Cerignola, a tutta la famiglia Ferrante. Ho bisogno di sentirmi tu, come so bocciarde che stai suona, pare sempre che sta qua vicino a me, io che vago dentro i tuoi pensieri, come un libro pieno di poesie, e l'angoscia poi ci prende e siamo soli, io so pazzo di te. Non mi importa se sta amore scombinato, tu fai pane a te me.
silenziosamente si trasuda in questa vita mia che ha. Non ti lascio, non ti perdo, io ti voglio, sono capace di te. Stelle mezzanotte che fa luce quando il cielo è scuro come bianca neve mi passate, io mi sono scetate. Ora si sapeva che quest'amore non è facile per tutti gli innamorati. Non mi importa se st'amore scombinato tu fai parte. Non mi importa se st'amore scombinato tu fai parte. Silenziosamente si trasuda in questa vita mia. Non ti lascio, non ti perdo, io ti voglio, sono capace di te. Allora, siccome che ma stai preparando qualcosa, tu qualche lavoro discografico nuovo, Sì, mi dovrei muovere. È in progetto, è in progetto. lo facciamo uscire verso gennaio sicuramente, l'anno nuovo. Sì. Faremo il possibile, faremo Vuoi il possibile. dire che stai anche tu a Musicitalia con noi? Sì, sì, a Musicità sarò con il maestro Ferrante e il mio grandissimo amico Vincenzo. Martedì? Martedì Dalle 19:30? dalle 19:30 fino alle 21. Giusto, è giusto. Allora, È un trio. è un trio, siamo sempre in tre. È un Vogliamo trio. presentare anche il nostro amico collega Sì. Ivano? Ivano? Presentiamo un altro. Ivano da Torre Pronto? Annunziata. Pronto? 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 Alessandro, Chi è? Buonasera. sono Antonio. Chi è Antonio? Antonio Vito. Oh, carissimo il mio cuginetto. Che si dice Antonio? Ma tutto bene? Sì, e a voi? Tutto bene. State vedendo qui? Sì, Tutto a posto? sì. Ti piace la nostra trasmissione? Eh? Ti piace la nostra trasmissione? Sì. Ti ringrazio. Dopo che puoi ascoltare di? Come si chiama tuo nipote, Ale? Come si chiama? Mio cugino, mio nipote. Tuo nipote? Ah, tuo cugino. Tuo cugino, ho Tuo capito. cugino. Già il nipote, così gio- Ti è caduta la linea? È caduta la linea? Come si chiama tuo cugino? Antonio. 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 Antonio? Dopo che brano vuoi Puoi ascoltare? ascoltare? Come la Marina. Come una Ti lampadina. accontenterò. Ecco qua. Va vedi? bene. Ok, Antonio? Passiamo il microfono. Ok, grazie. Passiamo Ciao, il microfono ciao. al nostro collega Ivano. Buonasera, ovviamente sono onoratissimo, ti saluto di ringrazio. nuovo a te così, Ma siamo a te più Enzo, onorati noi. a te fratellone, di stare qua in questa bella famiglia perché giustamente io e te ci conosciamo già da un po' di tempo, sono anni che ci conosciamo, Sì, ti ringrazio. con loro è da poco, sono onoratissimo di far parte di questi studi, di questa grande ringrazio. emittente TLA, salutiamo i proprietari. Ovviamente volevo salutare per tutti gli ammalati, per tutti gli ospiti dello Stato che ci stanno guardando perché Anche è il tuo doveroso da amico- parte nostra. Voglio mandare un bacio A forte tutti. per Ci l'amico mio associamo. fratello Peppe dei Miracoli, per tutti i quartieri di Napoli, i Miracoli, i quartieri della sanità, ovviamente per Pompei, Torre Annunziata, Poggio Marino, Tutta Boscoriano, Napoli che tutti ci sta quanti. seguendo su questa grande emittente Esatto. televisiva, sì. Per Peppo come mi avevo detto dei Miracoli, giustamente per l'amico mio Gennaro Cammello con tutta la sua Mi famiglia, associo. per Rosaria, per Anna, per Salvatore, per Cinzia, per tutte le persone che ci vogliono bene, per la signora Patrizia da Boscoriale, ovviamente poi mano a mano, Ok. perché tengo tutta una cosa scritta, capisci a me così. Allora, io vorrei mandare dei saluti. Prego, prima che noi- dimmi. Allora, un saluto al ristorante a Somma Vesuviana, un saluto La Valla del Ruoppolo, E ci a, associamo ovviamente tutti quanti. a Luigi Lombardi e a tutti gli amici. Ovviamente. Un saluto all'agenzia La Borghe Music, un saluto a Radio Napoli Canta, che sta passando Dove il nostro ci sta discografico, passando il- Un abbraccio soprattutto l'equipe Gianfranco e a Marco Ranieri. Mi associo a questi Un saluto saluti. a Maurizio Barbieri, da Ciao, parte Maurizio. mia, Barbieri. Salutiamo. Un saluto alla Borghe Musica, l'ho detto, un saluto a Gennaro Fiorillo di Secondigliano, un saluto a Pasquale e famiglia, un saluto al grande Enzo Guida, un saluto a tutte le quartieri A tutti di i Napoli,
Un saluto a Lello, della Sanità Lello. Ciao Lello, un abbraccio. Un saluto a Enzo Braccianti da Salerno. Enzo Guida, sì, l'ho salutato. Un saluto a Salvatore Giustino, che poi fra poco verrà anche lui in diretta. E un saluto lo mandiamo a Carmine Fusco. Va bene? Okay. Ovviamente ci associamo tutti quanti. Abbiamo finito. Salvatore Giustino. Ok. Allora, noi presentiamo il nostro scrittore Giustino. Va, Salvatore Giustino, dai. Tanto oggi è una serata clou. Scrittore, è la serata degli ospiti oggi. Vieni qui. Saluto a tutti quanti, anche da casa. Puoi parlare? No, io volevo ti piace come stiamo andando? Mi piace molto, mi piace anche che sono tutti questi ospiti stasera, quindi ti ha fatto proprio deliziare Gino Da Vinci, eh? Bravissimo. Abbiamo voluto cambiare Pronto? stile di puntata. Buonasera, da dove chiami? Da Bosco Tre Case. Bosco Tre Case con noi stasera. Tutto a posto? Sì, tutto bene. Avete visto Gino Da Vinci? Sì, ho visto, bravissimo. Ti ringrazio. Dimmi una cosa, che vuoi ascoltare? Voglio ascoltare una canzone di Ivano. Di Ivano. A piacere. Buonasera. Buonasera. Hai detto, Ivano. scusami, il nome? Sono Rosario da Bosco Tre Case. Rosario, un abbraccio per te e per tutta la tua famiglia, ovviamente. Grazie. Sicuramente ti canterò una canzone a piacere, perché non sappiamo ancora in regia che cosa ci abbiamo pronti. Un saluto anche per Lina, per Mauro, per Jessica, per Ivan, per Mario, per Fabiana, per Ciro, per Alessia, Serena, per tutti quanti a Poggio Marino, Bosco del Caso. Ok, mi associo a tutto, organizzato, Bosco del Casa, Bosco Reale, Poggio Marino. Ti passo Enzo, Agostino, Sandro, con chi vuoi parlare? Agostino. Ciao, un abbraccio. Grazie. Tutto a posto? Buonasera, tutto a posto. Ciao, che vuoi ascoltare? È una canzone a piacere. Va bene. Sono tutte belle le loro canzoni. Ti ringrazio. Senti, voglio fare un saluto particolare per Angelo e Lucia. Va bene, mi associo. Un abbraccio anche da parte mia per Angelo e Lucia. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi per la telefonata. Grazie altrettanto. Un saluto per la famiglia Vitiello, per Fucito, per Oronzo. Ok, facciamo cantare a Ivano, vai. Va benissimo. Va bene? Ivano, che ci presenti questa sera? Che hai di pronto? Una canzone per tutta la famiglia Vitiello e per compagni di Gennaro Cammel con la moglie Antonella. È una storia vera, una bella canzone, una bella storia vera, dal titolo La mia anima. Ok, buona ascolto. La mia anima. A tutto il pubblico che ti segue da casa, vai. Io sarò mi si invitata a sfilare per vedere quando si beve quanto il tuo si dirà quando ti scusi io sono là se tu mi metti a bucare quando la fede al tuo dito mi metterà quando quell'abito bianco ti toglierà mentre fai l'amore rendo scuro sto là il momento migliore non ti faccio tremare la mia anima c'è pace non ti darà quel giorno quell'auto non mi faceva spandare se fossi vive con me tu potevi mai sposare se a te che dici già non mi lasciare se dorevano luce già vedeva Gesù come abitava mamma non già non giù e tu invece di sposa scornarla di me troppo danno che io retta mi dati dentro quell'auto sarò quando ti vorrò sposare
per fare in modo che in chiesa non arriverai. Lo che ti aspetta è un sabato, già stai con me. Mentre fai l'amore nei tuoi scuri sto là, il momento migliore non ti faccio tremare, l'anima c'è, il pace non ti darà. Se quel giorno quell'auto non mi faceva spantare e fosse vivere con me, tu mi davi sposare, se tanti che dici già di non mi lasciare. Se dolevano l'occhio ci pareva Gesù, ma mi vedeva mamma con occhiali giù. Ti invece la sposa scorata te, troppo la caieretta vita a te. Non mi faceva spandare e fosse vivere con me, tu mi davi a sposare. Senti che dicevo già non mi lasciare. Mentre fai l'amore nei tuoi scuri sto là, nel momento migliore non ti faccio tremare. Pace non ti darà. Complimenti Ivano. Ottimo lavoro. Grazie. Sono contento perché a parte... Grazie. Ah, è davvero bravo. Bravissimo. Quando parli, Grazie, parla ma con il ovviamente microfono, per stare se no qua non ti siamo sento. tutti quanti bravi, io ti ringrazio perché giustamente Sei davvero bravissimo. hai Avviciniamo. lasciato il microfono, potevo fare Se no non riusciamo. Allora, la cosa più importante, Grazie. facciamo cantare subito Enzo Pinnelli. Certamente. Che ci canti sicuramente- stasera? Dovevo fare una dedica e la devo fare, se no mi picchiano, per la signora Rosaria. Sì, vai. Sarebbe tua moglie. Sì, grazie. Rimane sempre, perché è il brano che a lei piace tanto e glielo dedico con tutto il cuore e tutto l'affetto. Allora, se mi permetti, la dedico anche per mia moglie Lina che sta a Va casa bene, e per i miei figli, ovviamente. Allora, anche tutti per la coloro che ci moglie, vogliono bene. anche per la moglie di Ivano che sta a casa e ci sta Grazie, guardando, grazie. rimane sempre. Enzo Pinnelli. Grazie. Insieme a te sto un paradiso, basta solo un sorriso per fare quello che vuoi tu. Io prima santa ci chiamato, poco di ci parlato, poi t'avevi vicino a me. Pare che non sono normale, ma nemmeno un regalo, insieme a te non c'era che niente più. Si fa freddo non mi importa, io non vedo giorni a notte, perché io solo mio sei solo tu. Io insieme a te rimane sempre, voglio sparare 3 minuti e pure un attimo con te. Tu sei una cosa assai carnale, tu ci ho bene perché non conosco male. Con la te 1000 pensieri, faccia notte giorni a sera, e cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Sì, tu per me sei assai importante, pure se ti
tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, ti porto insieme a me. Io, mo che ci ho trovato pace, tengo sempre a bocca luce, se non passa me dai tu. Che con me ti sento forte, rindo cuore chiudo la porta, a così non riesco proprio più. Non mi fa paura morte, insieme a te non me ne importa, perché la vita mia sei solo tu. Io insieme a te rimane sempre, voglio sparare minuti e pure un attimo con te. Tu sei una cosa sei carannava, tu sai bene perché non conosco male. Con la te mille pensieri, faccia notte, giorni e sera, ne cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Tu per me sei sempre tanto, pure se tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, ti porto insieme a me. Con la te mille pensieri, faccia notte, giorni e sera, mi cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Sì, tu per me sei sempre tanto, pure se tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, porto insieme a me. Allora, Enzo Pinnelli, però, ma dico una cosa, Enzo Pinnelli, ma è un vino fumanaiolo Enzo Pinnelli? Ecco qua, cominciamo. Ma come cominciamo? Ma sai cosa ha detto prima di iniziare la trasmissione? Così. Sì. Ha detto però stasera mi sento più bello, ma ci ha fatto pure la spazzolina. Oh, sarà un po' bello, è stato suoniamo a spazzolina, ma sono davanti a luce. Ma che caldo che fa? Dai. Pronto? Buonasera, dove chiami? Ciao, sono da Bosco Reale. Da Bosco Reale, stasera Bosco Reale intanto. Buonasera, tutto a posto? Una dedica, la posso fare? Dimmi, che vuoi ascoltare? Allora, la dedica al mio suocero Salvatore. Sì? Mio cognato Vincenzo con sua moglie Cinzia. Va bene. Ci associamo a questi due saluti. Una canzone a piacere. Ok. Va benissimo, sicuramente la prossima te la vado a dire. Ti faccio ascoltare Tu sei da me, un brano che mi sta dando una grandissima soddisfazione. Va benissimo. Ti ringrazio. Ciao, buonasera. Andiamo subito Tu sei da mio. Bravo, ok. A così lo fermate, vai, così da mio. Posso parlare? Vai, dimmi. Ah, mi fatto lo fumare la scusa. Allora, scusaci. Mi avete puntato. Ragazzi, ci sono dei messaggi. Ecco i vai, messaggi. Enzo, vai. Mi hanno puntato questa sera. Abbiamo anche la suprettina personale. Buonasera. Tutto a posto? Lei è la signora Rosaria. Vai, leggi, vai. Che devo leggere? E vai, saranno cera superiore particolarmente al marito, ai bambini. Sara, non c'era superiore. Sì, è giusto. Suocero e suocera e cognati. Vogliono ascoltare Tu sei da mia. Grazie. Allora, da quello che vedo, Manuela dedica a suo marito Gaetano ad Arzano una storia inutile, va bene? Vogliamo salutare l'amico nostro Feliciano. Mi associo. Da quello che vedo... Da dove chiamiamo Feliciano? Da dove? Marano, da Marano. Per tutti gli amici di Marano. Ok. Agostino Ferrante, Tu sei da mia, vai. Dopo lo faccio, dai.
invece lascia stare che sto passando da cancellare. Tu sei da mia dinda e tu te respiri e si palazzo conosce sta vita non mi fa male solo tanto mi spizza e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Mi ha perdonato se sbaglio non lo faccio più, perché se io facessi una volta ti mi avessi castigato. Credimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei da mia dinda e tu te respiri e si palazzo conosce sta vita non mi fa male solo tanto mi spizza e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, dinda a tutte le sfide e si palassa, non esce che sta vita mia. Il brano è Così da me, è un brano che mi sta dando una grandissima soddisfazione. Così da mia, Così Agostino da mia. Ferranti, mi dicono che io devo parlare. Dimmi, Per dimmi, colpa amore, vostra dimmi. non ho parlato per niente. E poi non ne può, dici qualcosa, Allora, a me ne sentiamo un po' te. comunque dai. da quello- Scusami, da intanto quello- ci messi a parlare, volevo salutare per tutta la Puglia. Ah, tutta la Puglia, Bari. Particolarmente E io ti ricambio per il la tua saluto. famiglia, va bene? Pronto? Pronto? Buonasera, dove chiami? Dal Bosco Reale. Bosco Reale, stasera guarda Alla in grande tanti. Buscoreale. Buonasera. Buonasera, da dove... Buonasera, mi chiamo Angelo, vorrei salutare a Ivano e a tutti Grazie. voi. Grazie. Grazie. Vorrei salutare mia mamma e tutti gli amici che mi conoscono. Ti ringrazio. Vuole essere una canzone da lui, di Ivano. Sì? È una canzone da voi a piacere. Va bene. Va benissimo, Con tutto il sicuramente cuore. ti accontenteremo. Ok. Va bene. Un Ciao. bacione particolare a Rosaria. Un bacione particolare? A Rosaria, A Rosaria. Ah, va benissimo, Va bene. ci associamo. E un forte bacione a mia moglie Lucia, grazie. Va Va bene, benissimo, ci so. associamo con tutti i tuoi saluti e grazie per la tua squisita A telefonata. mia moglie la Altri grande messagggi. messaggina. Oggi, Favoli drin drin. da quello che abbiamo dedotto Favoli drin oggi, drin. Viva, vai, sta a te. si può dire? Allora, ci abbiamo un messaggio da parte di Gaetano da Arzano a sua moglie Emanuela e la dedica alla canzone Pronto Amore di Enzo Pinelli. Pronto amore mio, sì. Pronto amore mio. Il cadente scritto Pronto amore. Pronto amore. Allora, siamo mangiato mio. Che due sono- formaggini. Poi Ero formaggino. Poi abbiamo Veronica che dedica a sua figlia Luana Iulis. Questa qua la canti tu. un brano sì. Ok, ok. Allora facciamo una cosa, cantiamo tu.
L'amico Sergio, che cosa ci fai ascoltare? Sergio sta a casa, lui è Sandro. Quello è Sandro. Ti voglio cagnare tutti, non ti chiama Sergio, non ti chiama Sandro. Non mi dice niente, fra. E la presenza di una coscina e si fuma uno che tenga a fianco a me, non mangia mai. No, ma che sei sempissimo. È sempissimo, è così. Come dobbiamo fare? Dobbiamo finire di mangiare la pizza prima di venire in trasmissione. No. Quelle. No, quella è l'acqua. Ma non è vero, ma stai facendo scherzi, non è vero, guarda. Scherziamo, comunque il grande Sandro. Salutiamo sempre Radio Napolitana che ci sta mandando il nostro CD. Complimenti Gianfranco. Posso dire una cosa? Posso fare un'osservazione? Mi date l'onore di fare un'osservazione? Sì. Ho notato che questa sera, io dico che questa è una puntata singolare. Sì, è più allegria stasera. C'è più allegria, ci sono stati tanti ospiti, tante telefonate. Sono contento. Al di là dello spazio che io ho avuto, ma abbiamo anche un ospite bravissimo. Questa sera mi è piaciuta e mi piace. Mi piace questa sera, mi piace. Allora, che ci facciamo ascoltare? Sandro Spino dovrebbe presentarci mi ha cercato Antonio. Sì, Antonio. È la dedica, è tutta Napoli, sta seguendo tutta la Campania, è tutta la Puglia. Andiamo avanti, andiamo avanti che il tempo scorre e diamo spettacolo, ragazzi. Ok, vai. Tutte serie di pensa, tutte serie di voglia, tutte giorni di chiama, manchi messaggi risponde, come sta insieme a nate, a te pensa e fa male, si pensa che uomo ti spoglia, e t'indoletta per amore. Una lampadina tu mi hai stuputato, che tagliate fila vita mi è bruciata, un mano serpente tu mi hai velenonato, non mi voglio bene io mi sto malato, un mano uccello tu te ne si chiude, e pigliato volo e tu non tornare, io ti aspetto ancora e forse sono cosciente, io sono pazzo e ti mannaggia chi sto bene perché io voglio a te. Un grande bacio per la gente che è qui in studio. Siamo state 3 anni, eri quasi mia moglie, hai distrutto ogni cosa. E tu mi senti importante, sei un fiore in tuo cuore, amava male e fa amore, si macchiti di male, amacchiti e fa male, come la lampadina tu mi hai stuputato, e tagliate fila vita mi è bruciata, con mano serpente tu mi hai velenonato, non mi voglio bene io mi sto malato, un mano uccello tu te ne si chiude, e pigliato volo e tu non tornare, io ti aspetto ancora e forse sono cosciente, io sono pazzo e ti mannaggia chi sto bene perché io voglio a te. Per tutta Napoli, tutta la Puglia. Una uccello tu te ne si chiude, e pigliato volo e tu non tornare, io ti aspetto ancora e forse sono cosciente, io sono pazzo e ti mannaggia che sto bene perché io voglio a te. Guarda, bravissima, bravissima.
napoletano lui lo sa cantare proprio benissimo, guarda. Mi piace. Allora ragazzi, prendiamo questa diretta. Pronto? Pronto? C'è una diretta. Buonasera. Buonasera. Buonasera, dove chiami? Sono Lucia dal Piano Napoli. Piano Napoli, tutto a posto? Un abbraccio Tutto a Piano bene. Napoli. Complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio. Grazie. Vorrei ascoltare una canzone di Ivano. Che vuoi ascoltare? Tra un po'. È a piacere. Va bene. Ok, un bacio a tutte le mie amiche, alla signora Rosaria dalla Panoramica, Sì. la signora Lina e tutti voi. Un bacio a te Ivano. Grazie, Ok. grazie. Ci fa piacere, ci fa piacere. Va bene, Non ti si ringrazio. sente questo qua, ringraziamo da qua. Grazie e un bacio a tutto a Piano Napoli. No, si sente, si sente. No, si sente, si sente. È una Tutto a tua posto, si sente, sì. C'è, vai, c'è Oggi messaggio, siamo dai. pieni di messaggi, telefonate. Prendiamo questa diretta, pronto? È caduta. È caduta. Speriamo non si sia fatta male. Allora, buonasera, sono Feliciano. Feliciano Da Marano. da Marano. Faccio un saluto generale a tutti voi. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiami? Siamo da Pompei. Un saluto a tutta Pompei. Tutto a posto? Sì, tutto bene. Senta, una gentilezza, potrei parlare con Ivano? Te lo passo, dai. Buonasera. Grazie. È Ciao caduto. Ivano, sono Patrizia da Pompei. Buonasera Patrizia, come stai? Bene. Mi fa piacere. Cosa Una posso fare? bellissima serata, siete stupendi. Ti piace questa diretta stasera che siamo tutto Un po' esaltati. esaltati? È un po' come messo con Mario Rossi che aveva fatto capito la spazzolina, perciò, capito? Purtroppo lui lo chiamano il femminaiolo. Allora il calcio ci si un'etta di È bravissimo, è bravissimo. Complimenti, è bravissimo il suo Non Pinnelli. voglio utilizzare termini sconci. Ivano, Cosa vi posso... sai tu che canzone puoi dedicare? Va benissimo, se è possibile farvi ascoltare quella là che piace a voi, senz'altro, altrimenti mi accontento con un'altra canzone. Va bene. Un bacio a tutta la vostra famiglia e grazie per la Un vostra saluto a tutta Pompei. visita diretta, grazie. Allora, veniamo a noi, canzone di Ivano. Come chiamata? Allora, buonasera, sono Feliciano da Marano, faccio un saluto A posto, generale a sì. tutti voi per ascoltare la canzone di Ivano, non mi chiamare. Grazie, grazie a te per il tuo messaggio. Grazie Alessandro, e un bacio a Alessandro, Costino. un bacio a Costino, ok. Ok, pronto. Come Pronto? mi piace stu fatte telefonate. Pronto? 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 Buonasera. Andiamo. Buonasera, ciao. Da dove chiami? Saluto al Salvatore Cameraman. Salvatore Camera. Tutto a posto? Sì, volevo dire una cosa, ma su scemo di Enzo Pennelli. Come? È tutto a posto, è tutto a posto, non ti preoccupare, è tutto a posto. Tutto a posto. Siamo, noi È vita. È tutto a posto. sì, Era perché tutta una finta. allora lo sai, grandi artisti tipo Mario Merlo, e tu lo conosciamo bene, diceva metti in vita capità. Bravo, E questo è bravo. importante. hai Ah, capito? così. Facciamo una cosa, Facciamo andiamo, un applauso vai, un anche noi, applauso. questo amico eccezionale. Anche a te. Allora io stasera vi canto un brano con mia figlia Rita. Il brano è dedicato agli ospiti dello Stato con Presa Libertà. Io volessi. pure io a questa cosa. Poi dopo va Enzo Pinnelli, il nostro collega Sandro Sandro e Ivano, va bene? Io volessi. È arrivata giornata che c'era che l'ore pace, chi si stringe una mano, chi si abbraccia una sola, chi si passano figli, chi ramanano padre, chi promette a moglie e non torna a giocare, che emozione sentendo, che la voce di niente, oggi va libertà. Papà, hai sentito? Quel signore oggi torna a casa. Se papà, domani è la mia festa. Come vorrei che stesse insieme a me, abbracciato con mamma. Ti volessi ma non posso tornare,
me ci può stare. Ti volesse ma non posso tornare, si potesse volare, facesse contento. Non volesse che fosse un sogno, ma prima di mano fosse realtà. Ti volesse ma non posso tornare, lo giuro a papà, ti macchio una festa, ci volesse mancare. Perché tu sei un bene canale, sia cosa a giocare, ma per me ci può stare. Ti volesse ma non posso tornare, si potesse volare, facesse contento. Non volesse che fosse un sogno, ma prima di mano fosse realtà. Guarda Rita papà, tu rimani, ti rinanni giù. Sei grande ormai, puoi capire. Papà un giorno tornerà a casa, deve essere una bambina forte. E per mamma, non una figlia, ma un'amica con chi si può confidare. Vorrei dire, è stato uno sbaglio di un brano che la regia ha messo, però non fa niente perché non è mio. Questo è il bello della però diretta. Ci siamo subito ripreso, grazie in regia. Allora, Comunque io ho cantato fare... questo brano qua, scusami un attimo, ho cantato questo brano qua dopo tanti anni, perché ci sono mancato da tanto tempo e ho cantato I Volessi con mia figlia, una grande soddisfazione stasera. Pronto? Questo brano. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, un saluto a Enzo in cameraman. Sì? Posso dire una cosa in confidenza ad Enzo? Ma Enzo sì, dimmi, dai. Enzo, ma da voi quando unire... Ecco la linea, a posto. Benissimo. L'invidia. Allora, volevo fare un'affermazione. Vai. Che mi canti tu stasera, dai, subito. Io dovrei cantare una dedica a tua figlia che è pronta a morire. E volevo fare un'affermazione che ogni critica è costruttiva, bravo, a me fa piacere più quanto è negativa. Stiamo a rubare in diretto, perché l'importante è che si parli, sia bene che male, a me fa piacere, vuol dire che sto arrivando a casa. Enzo Pinnelli, vai. Mi fa piacere, Enzo Pinnelli. Pronto amore mio. Appiccicato questo oggi fa una settimana, facevo forte ma mo sto tremando paura. Sono stato scemo, non l'aveva mai lasciato, come mi mancano assai che li vasi, non so perché. Sto parlando solo io di ma come so scemo. Facessi mille pazzie per far pace stasera. Faccio numero, ma provo a la chiamare, perché sto male non vivo e non posso campare. Pronto amore mio, no, non riattaccare, appiccicato ancora, giuro non mi fi restare. Non dormo notte senza te vedere, maledizione che scema sono stato,
non t'aveva lasciato. Pronto amore mio, non lo faccio più. Facciamo amore solo quando puoi decidere tu. Te passi solo dentro la macchina, però ti prego rispondimi ancora dicendomi sì, non mi può far morire. Tipo papà c'è con me, scena te una scusa. Io posso due lindolietti, ci metto cuscine. Si stu da luce non vanno mai a pensare che mi ti scala con me un'altra volta, tu torna a casa. Pronto amore mio, no, non ti attaccare, appiccicato ancora, giuro non mi file sta. Non dormo notte senza te vedere, maledizione che scema sono stato, non t'aveva lasciato. Pronto amore mio, non lo faccio più. Facciamo amore solo quando puoi decidere tu. Te passi solo dentro la macchina, però ti prego rispondimi ancora dicendomi sì, non mi può far morire. Allora, Pronto amore mio è un brano che lo cantano gli Alessio, mi sembra. È un brano di Alessio riarrangiato ovviamente dal maestro Morella giù in Puglia, a Studio Verde, dedicato alla signorina Prendiamo Rita. questa diretta, pronto? Pronto. Buonasera, dove chiami? Dal piano Napoli. Piano Napoli, dimmi. Agostino, ma prima forse ma tu Brasile. Come? Non ho capito, dimmi. Dimmi, non ho capito? È caduta? È caduta. Speriamo si sia fatto male. Facciamo cantare a lui, dai. Speriamo si sia fatto male. Dai. Vai, allora? Che ci canti? Tu dici basta. Tu dici basta, vai. Tu dici basta. Complimenti, vai. Sandro Stino. Allora, tu fra poco ci canti questo brano qua, arrangiamenti chi sono? Questo è un brano di Franco Calone. Parla col microfono. Franco Calone. Il microfono, Franco Calone, devi parlare vicino al microfono, sì. Questo brano qua da quanti anni lo canti? Sono un anno. Un anno. Allora siamo pronti? Ok, vai. Allora, questo brano qua è un brano che ha fatto un successo di Franco Calone, giusto? Una canzone molto bella. Ok. Sì. Come pensa che stasera ricenne è fornuto? Io che siete innamorata mi sento perduto.
faccio fatica a capire con la colpa ci ha avuto, se io vero malasse. Io voglio stare insieme a te che ti porti in tuo cuore, non ti scordare che per me tu sei l'unico amore. Oggi ho lasciato la famiglia scegliendo sto bene, ma vale sta bene. Io non lo posso accettare, cacciata, si è stancata e tremo solo a pensare, da tornato che lato, non tengo forza da fare, se non me voglio. Dice basta e non ne manca cominciato, io non capisco perché già si è stancata, st'amore nostro meglio forte tutto il mondo, e mo sto cuore dall'inverno si riscende. Tu dici basta ma non basta né parole, è tutto inutile, non può farmi st'amore, soltanto ti può far cagnare sta decisione, perché solo esso ci conosce la verità. Lo sai, se gli anni ho bene quando sei perduto, sì, ma giorno che tu chiama a venire, e allora basta, se mi vuole stasera, non mi fa male, mi è passato già paura, perché si torna a presa a te faccio peccato e faccio finta che non è mai a cominciare a te. Bacione a tutta Cerignola, tutta Napoli, tutta la gente che ci sta guardando. Lo sai, se già hanno bene quando mi sei perduto, sì, ma giorno che tu chiama a venire, e allora basta, se mi vuole stasera, non mi fai male, mi è passato già paura, perché si torna a presa a te faccio peccato e faccio finta che non è mai a cominciare a te. Allora, è bello della diretta, guarda, stasera stanno succedendo delle cose, però significa che è una buona fortuna, un buon segno, quando ci sono delle cose strane. Facciamoci è più al centro, se no non ci ripigliano. È la cosa più importante, quando succedono queste cose siamo contenti lo stesso. È la bella della diretta, Il bello della diretta è proprio questo, succede, capita e deve capitare, se no non è bello. Allora tu stasera... E non è diretta soprattutto. Ci saluti? Sì, io saluto voi, sì. Saluto tutto il pubblico che ci sta guardando. Vuoi dire? Guardalo e diglielo. Saluto pubblico, tutto il vi pubblico saluta. che vi state guardando. Saluto tutta Napoli, tutta Cerignola e buoni tutta e la cattivi. gente bravissima che c'è in giro. Vuoi Però, dire? voglio dire una cosa essenziale, queste cose che dite al telefono a Vincenzo per me sono solo stupidaggini. È giusto, è giusto. Complimenti. Allora, posso dire una cosa? Tu ci sarai il 31 con noi qua, il 31? Giovedì? Il 24 non ci sarai, il 31 giovedì? Io ci sarò martedì con voi. Ah, Musica Italia. A Musica Italia sarò con loro. Vogliamo ricordarlo? Allora, martedì dalle 19:30 alle 21. A Musica Italia siamo. Musica Italia TV, che ospiteremo anche Ivano, tanti ospiti. Gino Da Vinci, Antonio Bonome e tanti altri che... Stessa cosa, Ivano, cosa ci canti che la gente vuole spettacolo? Ovviamente io do anche i saluti, perché dopo continuiamo, saluto a tutte le persone che ci hanno seguito da casa, chi ha preso la linea e chi non l'ha presa, tutto il pubblico presente qua. Canto una canzone da dedico a tutti coloro che hanno telefonato. Anna chi è? Ok, vai. Ivano. Fino a quando tu non aravi sta fora. Ora stadio è nel suo bagnato, sto rischiando il raffreddore. Non
semplice errore che so prima, che mi faccio indaguantare. Per telefono io oggi sbagliato, cazzo, ho detto pronto di mia nana. Dai ti prego Laura per favore, arabo subito sta lavoro. Smettila e ti prego e ti consiglio e tu confusa, lavoro tu. È luna di notte e tu giuro, c'è da scendere un palazzo. Non t'ha già tradito mai una volta, manco solo con pensiero. Annati e vuoi sapere che sei soltanto, tu cercavi solo questa spiegazione. Se domani mi vado a spiegare tutte cose, calma i tuoi nervi, non mi voglio appiccicare. Anna lo sai, te ne sono 16 anni, e una creatura ancora piccolina. Se non mi credo, ce la faccio vedere, a volte chiama per qualche mio consiglio. Tu stai facendo parlato a quest'ora di notte, a te da una morte. Non tengo manco il giubbotto, e siamo a meno due, mamma mia che freddo. Anna chi è una che ha rotto le palle. Non ne arrabbi allora ti saluto, metti in modo e vado via. Non vuole partire la mia auto, sono costretto, resto fermo qui. Mannaggia miseria, forse se la spingo ma da solo non riesco, non ce la faccio, no. Tutto questo inferno sto sociale scatenato sempre Anna. Anna ti vuoi sapere che sei soltanto, tu cercavi solo questa spiegazione. Se domani mi vado spiego tutte cose, calma i tuoi nervi, non mi voglio appiccicare. Anna lo sai, te ne sono 16 anni, e una creatura ancora piccolina. Se non mi credo ce la faccio vedere, a volte chiama per qualche mio consiglio. Tu stai facendo parlato a quest'ora di notte, a te da una morte. Non tengo manco il giubbotto, e siamo a meno due, mamma mia che freddo. Anna chi è una che ha rotto le palle. Ma vacci con la logica. Se Anna era la mia amante, la facevo da manco un po' telefonino. E da una famiglia stavolta, tu sai che voglio bene solamente a te. Ah, non può capire? E vabbè, questa è la tua risposta definitiva. Allora me ne vado. Grazie. Allora. Grazie. Allora, io vorrei dire una cosa. Ivano ha ripreso da quanto tempo? Ha ripreso un'altra volta? Sarà qualche annetto di nuovo. E sono contento che sta anche in mezzo a noi quando Grazie. lui Il piacere può mio, intervenire con noi. Ti ringrazio. Far parte di questa bella famiglia. Ti ringrazio. Il piacere è nostro. Grazie. Dobbiamo fare i saluti. Il tempo è tirando, dai. Io saluto tutti quanti, buonanotte ancora. Grazie Agostino, grazie Enzo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie compagni miei. Tu vuoi fare dei saluti? saluti? Sergio. Ti ringrazio. Sandro. Allora andiamo con Enzo Pinnelli. Io saluto tutta la Campania che ci ascoltano su questa grande emittente televisiva, la signora Banea, ai cameraman Gianni e Massimo, a tutte le persone che stanno qua in regia. Un saluto lo mando sempre a Gino D'Amici che ci ha onorato di stare qua. Un saluto a Enzo Guido, a tutti quanti, un saluto a Luigi, un saluto al ristorante Il Ruoppolo di Somma Vesuviana, un saluto a tutti quanti che ci vogliono bene. Un saluto lo mando... è partito già, dai. Un saluto lo mando a Radio Napoli Canta di Salerno, un saluto a mia moglie Rosaria, a mia figlia Rita, a Nunzia, a Salvatore Giustino. Vieni qua Salvatore, dai, subito, dai. Un saluto Salvatore,
che lo fa vola a volo, vai Salvatore, dai. Sì, ci tenevo fra le altre cose a salutare tutti quelli che hanno guardato la trasmissione da internet, magari da fuori dalla Campania, magari lontano, magari anche all'estero. All'estero, che abbiamo dimenticato di dirlo. Magari se anzi vuoi ricordare il sito www.tlaweb.it. Ci vedono in tutto il mondo. Ok, ti ringrazio Salvatore, buona serata. Grazie. Un saluto a Gianni del Casanova e andiamo a ascoltare Enzo Pinnelli. Non mi scorda. E dopo io canto una storia inutile dedicata a mia cugina Nunzia, va bene? Mia nipote Nunzia. Il mio nuovo singolo. Va bene? Ok, grazie. Delicato, sei ancora una creatura, ma ti senti già donna. Tu ti senti realizzata, che vogliono sempre, ma non può capire che in questa vita si già per sempre essere in cuore mio e non me lascia più. Chiamato tu stasera e già mi sento male, mi manca voce tua, tu, dire tutta la vita mia, ma sape solo Dio, come io sto soffrendo senza te. Ma come già fasi
Il tuo primo bacio sotto casa tua, ma stringevo forte, tu giri paura, tu tremavi, ti mettevi scorno ancora, e mi abbracciavi. Poi cagnata si cresciuta all'improvviso, e ritorno. Ero il tuo più grande amore, ma qualcosa si è cagnato il tuo cuore, non mi ami più, ma che c'è a fare, io lasciamo perdere una storia inutile, non mi fa giurare. Tu si poteva perdere, è normale che le regalami ormai non ti piacevano, erano semplici, ma che già ne fa, tanto saccio già, non è più come prima. Sotto a questa pioggia, pure lacrime la bagnano sta faccia, perché sei cattiva, giuro non lo sai, forse è colpa mia, io non ti ho amato come tu volevi, ma che c'è a fare, io lasciamo perdere una storia inutile. Tu si poteva perdere, è normale che le regalami ormai non ti piacevano, erano semplici, ma che già ne fa, tanto saccio già, non è più come prima. Ma come fai a ti innamorare? Ti innamorate una che non darà mai niente. E io che ti avessi la vita mia, non mi aveva pensato, ma che scemo che sono stato. Eppure, ti credevo un coppa all'altare, credevo una vita felice insieme a te. Niente mi rimane rinda in mano, soltanto i miei ricordi. I miei ricordi che parlano ancora di te, che parli che sta vita mia, insieme a te.